Iniziativa qui del PD davanti alle nuove sfide, ecco, quali sono le nuove sfide del Partito Democratico? Le nuove sfide sono innanzitutto ripartire, in questo momento che si capisce c'è un momento di difficoltà del partito, ma comunque incontrarci, confrontarci e ripartire dai territori quindi tesserati, segretari, amministratori, onorevoli. Si deve ripartire perché si devono dare delle risposte e noi abbiamo le competenze e le professionalità per darle. Noi abbiamo amministratori anche onorevoli che lavorano, non urlano, lavorano nel silenzio e cercano di risolvere problemi e spesso li risolvono. Quindi è giusto che ci confrontiamo, che capiamo chi siamo e dove vogliamo andare. Per me le nuove sfide sono le sfide di sempre, cioè il sostegno alla povertà, alle fasce deboli, fermare soprattutto l'emorragia di ragazzi che oggi viviamo. Noi stiamo perdendo intelligenza, stiamo perdendo competenze, stiamo perdendo braccia e noi siamo un partito radicato e dobbiamo avere il coraggio delle scelte. Ad Agrigento avete perso già tanto? Sì, il consigliere Galvano ha deciso di aderire ad articolo 1. Io non discuto la scelta politica, mi dispiace dal punto di vista umano perché quando io sono entrata nel PD già lei era nel PD e quindi abbiamo fatto un percorso assieme, però ognuno fa le proprie scelte, quindi non la critico e non la giudico, anche perché voglio dire, sono sicura che lei l'ha fatto meditando molto il passo. Questa iniziativa di oggi dal tema significativo, il PD davanti alle nuove sfide, le nuove sfide che arrivano anche in vista delle prossime elezioni regionali, le parlamentari, le elezioni nazionali che si svolgeranno in autunno, un PD che sembra un po' perdere pezzi con un Berlusconi che fa da calamita. Ma come in tutti i cambiamenti i rischi ci sono sempre, queste rotture, questi momenti di incomprensione a livello nazionale che hanno creato delle scissioni portano il PD a riflettere su quali siano i percorsi e le strade da intraprendere per cercare di riunire nuovamente quell'apparato di centro-sinistra che potrebbe essere quella forza propulsiva per andare a vincere le elezioni sia regionali che a livello nazionale. Quindi si cerca di trovare il buonsenso, la razionalità di tutte quelle persone che sono la classe dirigente di questo partito per cercare di trovare un punto di approccio e ripartire da capo sempre con nuovi programmi, nuovi progetti e nuove idee, che è quello che ci chiede oggi la gente.